Maggiore sicurezza è quanto chiedono in sintesi i cittadini di Santa Croce Bigolina interrogati sulle principali criticità del loro quartiere. I residenti sono preoccupati in particolare, oltre che per la presenza di degrado, furti e microcriminalità, per la sicurezza stradale. Tutti hanno segnalato criticità. In molti sottolineano il frequente mancato rispetto dell'obbligo di svolta a destra degli automobilisti provenienti dal Tormeno in questo incrocio di immissione nella Riviera Berica. Che va giù, lì c'è il divieto di svolta a sinistra per andare verso il centro, invece il 95,99 girano tutti a sinistra. Se ci sono i segnali qualcuno li faccia rispettare. Costa poco fare 200 metri in più e uscire dall'altra parte. E questo crea pericolo però. Molto, perché oltretutto vengono su molto velocemente e quindi sì. Facciamo un richiamo allora a chi di dovere che venga a vigilare Esatto, e a far rispettare. ma quando vengono fanno delle belle multe. Per quello che mi riguarda ci sono le rotatorie, sia quelle tangenziale che quelle più avanti, che non sono fatte nel modo giusto. E dà dei problemi per quello che riguarda l'uscita delle vie secondarie, in particolare via Barbarano. Ecco. Strada stretta senza divieti di sosta, per cui le macchine le mettono dove vogliono, è un problema per chi ci vive come sottoscritto. Ecco, rinforziamo i parcheggi, è una cosa che non so se si possa fare, ci sono parecchie aree libere che da anni che parlano di costruire, di costruzione, di fare casermoni nuovi e quella sarebbe una bella cosa. Come che dico, la sicurezza è anche una stanta come si può dire, di creanza che ormai non abbiamo educazione, sì. Uscire di sera penso che non sia sicuro da nessuna parte ormai, o no? Il vigile del quartiere si sempre praticamente si gestisce dal comune e perciò i politici del comune dovrebbero gestirli meglio, invece di mandarli a fare multe per fare casa, dovrebbero andare a vedere come è la situazione nelle vie, nei posti dove che sia, perché più di tutto è per gli anziani, perché i giovani si difendono lo stesso, ma gli anziani come gli altri è tutta un'altra cosa.